Hildegarda e Marietto Veneziano. Seleziona il tuo destino. Unisciti a noi. Unisciti al nostro canale Telegram. Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella Live Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei riparlare ancora della tematica dei figli perché molti genitori mi contattano perché si trovano un attimino in una situazione complicata o che magari per via del DNA di qualche parente, magari da parte del padre o da parte della madre, la dipendenza, insomma le situazioni sono varie. Notano che non c'è grip, non c'è aggressività, non c'è voglia di fare, vuoi perché anche questa società ti lobotomizza, vuoi perché è arrivata la New Age, vuoi perché il vicino di sopra fa i puffetti, ma la colpa è sempre di qualcun altro. È chiaro che se nel DNA c'è qualcosa che non va, la cosa è complicata. Però è chiaro anche che non è che tutti devono scaricare la corsa, no? Allo scaricabarile, no? Bisogna prendersi le proprie responsabilità e se qualcuno si rende conto che il figlio è un attimino claudicante, allora ci sono due tipi di genitori: quelli che buttano il problema dietro le spalle e si mettono due fette di fichi davanti agli occhi o di salame, e gente che invece vuole prendere dei correttivi, genitori saggi che vogliono pensare al bene anche karmico dei propri figli. E allora si attivano chiaramente sapendo benissimo che la prima azione da fare è il campo eterico. Se non si muove il campo eterico, voi potete stare lì a picconare tutto quello che volete, ma alla fine la cosa ritorna ai piedi della scala. Quindi a tutti quei genitori, perché ultimamente vedo una famiglia che si è presa l'impegno, la mattina va a fare sport, cosa che prima non esisteva, si attivano a fare dei corsi, dello sport anche tipo Jiu-Jitsu o corsi di lingua, insomma, sono partiti da una situazione catartica, quasi da crionica, cioè praticamente erano dei sacchi di patate, e in pochi mesi hanno ribaltato la situazione. Questo fa onore chiaramente al padre e alla madre, perché vuol dire che hanno capito che quella era la strada per portare i figli a essere al di là che obesi, anche e al di là dei pesi della società, anche delle persone malate. Invece così facendo hanno raddrizzato il tiro e i figli chiaramente ne trarranno dei benefici. Non subito chiaramente, però strada facendo capiranno che questi sforzi intrapresi dai genitori, no, chiaramente porteranno dei frutti quando saranno più grandi. E questo fa onore al padre e alla madre. Poi invece sento gente che mi contatta o perché pensa che basta chiamare l'arcangelo Michele e tutto cambia, o perché pensa che basta parolina magica per trovare un parcheggio e il figlio diventa Einstein, no? Neanche fosse un cliente fisso dell'Eurospin. Insomma, cari miei, ci sono due tipologie di persone: quelli del fare e quelli del dire, dell'apparenza, quelli che vanno in giro con macchinoni grossi che però proprio non ce n'è. Allora, il consiglio del Marietto è sempre seguire le pillole del vostro Marietto veneziano. Se volete un consulto, sapete che sono 20 euro per integrare il Marietto veneziano per 45 minuti. Sapete che delle soluzioni si possono trovare, sapete che prima di tutto bisogna partire dal campo eterico, perché se no, anche se voi incominciate a fare qualcosa del campo materiale, se non è costruito sulla roccia, la cosa degrada. Quindi, fare qualcosa, attivare i circuiti, se si vuole anche dei sigilli che sono chiaramente a pagamento, e poi trovare una strategia come ha fatto quella famiglia: sport alla mattina, studio, anche se è estate, perché non esistono le vacanze. Ma chi vi ha detto che esistono le vacanze d'estate? I ragazzi, quando finiscono la scuola, non è che dovete rinchiuderli davanti alla PS4 come sacchi di patate o vedere i giochi virtuali, dovete attivarli, o si va al mare, o si va in montagna, o si va a fare il cameriere, ma dovete dargli uno stimolo a questi poveri ragazzi, perché se aspettate certi soggetti che vedete nei social, cari miei, vi ritrovate lì delle persone che a 40 anni saranno delle mummie, che a 35 anni avranno come minimo due divorzi sulle spalle.
Capito cosa mi dice Marietto? Quindi azione, azione, azione. E se i figli mi vengono a dire in terza media che in estate ci sono le vacanze, che mi hai dato in mano una scopa e fategli pulire la casa, che deve diventare linda, dovete fargli fare qualcosa. Se non siete in condizioni economiche di fargli fare dei corsi, allora mandateli a lavorare per il comune a raccogliere la spazzatura. Che male non gli fa? Io conosco gente che a 15 anni vanno a lavorare per il municipio a raccogliere e pulire cessi, che non è degradante, è una valorizzazione di gente che vuole fare. Infatti quel ragazzo lì poi nella strada adesso ha conquistato un posto importante, ma lui potrà sempre dire io sono partito da zero. Quindi, se volete fare qualcosa di buono ai vostri figli, se vi dicono io adesso sono in vacanza, gli date in mano una scopa, se non avete il coraggio di andare al municipio a chiedere voglio che mio figlio tolga i sacchi di spazzatura dal comune, dategli una scopa o un aspirapolvere e fategli fare qualcosa in casa. Ma fare, avete capito? Fare, perché senza il fare non funziona nulla. E chiaramente poi, prima di tutto, bisogna partire con i circuiti energetici giusti, perché sennò alla fine si ritorna ai piedi della scala. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Sapete che se volete un consiglio, un consulto, del legale Maria Tovenziano,